Io sono nata a Vorune, che è un paese del centro della Barbagia. Si faceva questo torneo estivo che iniziava a maggio e finiva verso agosto. Però avevo 16 anni. Per poter giocare in questo campionato bisognava avere almeno 18 anni. Allora, però ero troppo giovane, quindi non avrei potuto giocare. Cosa ha fatto i dirigenti del mio paese? Hanno fatto una specie di documento falso, al contrario, cioè invece che 16 anni me non avevo fatto 18 e mezzo, roba così, no? Per poter giocare. E il giorno stavamo giocando a Nuoro, al Quadrivi, il campo dell'Amorese. E di fronte al campo esiste la cantoniera dell'ANAS, dove questo funzionario di Cagliari dell'ANAS, che era uno degli allenatori dei ragazzi del Cagliari, si è fermato, ha visto questa gente al campo per vedere, curiosando, no? E mi ha visto lì. A fine della partita si è avvicinato e mi ha chiesto: ma quanti anni hai tu? E io non sapevo chi era, non potevo dirgli. E io non lo so. Come non lo sai quanti anni hai? No, bisogna chiedere ai dirigenti, perché io ho detto: ma scusi, lei chi è? E allora si è presentato, abbiamo messo 18 anni perché ne ha 16. E non gli è sembrato manco poi era quel dirigente del Cagliari. Caspita, ha detto, un ragazzo così, con questo fisico, non l'ho mai visto. Ti piacerebbe venire al Cagliari a giocare? Che allora era in Serie B il Cagliari, c'era Silvestri l'allenatore. Sai come noi ragazzi a quell'età. Però i miei genitori, perché per loro era inconcepibile che uno dando 2 calci al pallone venisse anche pagato. Conoscendo l'ambiente familiare, quando sono tornato a casa ne ho parlato con mia madre, parlami con tuo padre. E mio padre in campagna. Quando è ritornato la sera ne abbiamo parlato, però mio padre: no, tu se vuoi studiare, studia a Nuoro, devi essere qua in zona perché tu sei troppo discolo, sei troppo... Ah, ma guarda che mi danno tutto quanto, non sto sulle vostre spalle, sono niente da fare. Io la mattina presto, come mio padre è uscito per andare in campagna, subito prendere il pullman che andava a Nuoro, poi da Nuoro a Cagliari in autostop. Allora, con la mia sacca sportiva, sono arrivato a Cagliari che era più o meno a mezzogiorno. Sono andato in un negozio dove mi mettevo 3-4 panini manco visti lì. Poi sono andato a Ransicola. A Cagliari c'era mio zio, il fratello di mia madre, che era maresciallo dell'esercito. Quindi quando mia madre, l'indomani, perché mia madre lavorava all'ufficio postale, no? È ritornata a casa per pranzo, non mi ha trovato. Disperata, cercandomi in tutto il paese. Poi è andata a vedere i carabinieri perché poi ci ha pensato, molto probabilmente quel disgraziato poi è andato a Cagliari. Allora ha telefonato a mio zio, il maresciallo, ha detto: prova ad andare a vedere allo stadio del Cagliari che può darsi. Infatti mio zio, quando è arrivato allo stadio, l'allenamento stava quasi per finire perché la partita era già fatta e stavano tirando in porta Silvestri, Cappellaro, i vari giocatori di allora, no? Io sentivo i commenti alle mie spalle dietro la porta che dicevano in sardo: sto picciocco è buono, cioè questo ragazzo è bravino, no? Non dobbiamo prenderlo. Mio zio, che era alle spalle, da diratto che era, quando ha sentito questi commenti si è un po' raddolcito. Infatti, finito l'allenamento, io mi giro e lo vedo subito davanti. Oh, ciao, Zioletto! Ho detto: vieni, ti presento ai dirigenti. Sei un disgraziato, dovevo avvisarlo almeno a mamma che andava. Ma se l'avvisavo non mi facevano partire, ho detto Ziolello si chiamava, che si è morto. E insomma me l'ho presentato ai dirigenti, i dirigenti l'hanno tranquillizzato: guardi, il ragazzo non interessa. Fisicamente in Sardegna non abbiamo visto altro, noi gli diamo vita all'uso, qualche soldino per l'auto. Se vuoi studiare, studia. Quindi avvisi i genitori. Quando ho smesso, diciamo, di fare il professionista, sono ritornato a Nuoro per giocare con la Tiglia, una squadra di dilettanti dove mi pagavano la pensione. Ho ripreso a studiare a 25 anni. Per me giocare in Serie A o terza categoria non c'era problema, dove trovavo amici mi fermavo, giocavo, anche per poter abbinare il lavoro con la... E l'ultimo campionato che ho giocato è stato nell'83 a Cabras. Cabras è una cittadina sul mare vicino a Oristano, che erano in promozione. Io sono andato per allenare i portieri. A un certo punto il portierino che avevamo, meschino, si è rotto il ginocchio. Il presidente: ah, perché non giochi tu, il presidente? Ma io non ho paura, bah. Però ho detto: facciamo il contratto. Lui si è spaventato perché per contratto pensava. Ho detto: tanto io vengo in macchina, tanto la benzina ce la paga, ci sono i primi partiti. Io non lo faccio per scopo di lucro, però siccome a me piace anche mangiare, questo, il presidente della squadra, è il più grosso boss del pesce della Sardegna, della Botarica, e sono i fratelli Manca, si chiamano, no? La Botarica Manca con i ciuffati.
che è praticamente il caviale nostro sardo. Allora, se vuoi che io rimanga a giocare, mi devi dare tutte le settimane, io voglio una cassetta di pesce, del muggine, dello stagno, anguille, 6 o 7 kg, 1 chilo di botarica e 10 litri di niedera. Niedera è il vino classico di Cabra, che è un vino rosato che va bene col pesce. E lui, il presidente, gli è sembrato vero. Ma se io sono il boss del pesce, ma te ne do quanti ne vuoi. Vinciamo il campionato. E mi dai un premio finale. Quanto vuoi? E gli ho detto una cifra, no? E lui mi ha risposto in sardo, no? Se vinci sul campionato ti do sul doppio. Cioè se vinciamo il campionato ti do il doppio, perché è una soddisfazione troppo grande, perché per un paese come Cabras andare in quarta serie, una stretta di mano è bastata, sono dei gentiluomini e sono stati di una puntualità. Però mi ha detto a fine campionato: guarda Giampi, se ti avessi pagato avrei risparmiato, con tutto il pesce che ti sei mangiato mezzo stagno mi hai rovinato. Mi ha chiamato l'Anorese per dare una mano per fare il preparatore atletico, perché erano retrocessi dalla C2, erano in quarta serie, c'erano difficoltà finanziarie, già che io ero disponibile a Nuoro, non l'ho fatto mai per lucro, anzi lo facevo perché mi piaceva fare, come ho sempre dimostrato di aver fatto. E proprio quell'inverno lì, era in febbraio dell'86, durante il riscaldamento sono crollato in ginocchio in campo, non riuscivo a respirare. Io ho pensato a una congestione, sono andata fredda, ho mangiato un'ora prima, mi sono fermato, c'era il petto che ballava. Dopo qualche minuto che ho compensato, riprendo a fare l'allenamento, faccio 50 metri, lo stesso problema, non riuscivo a respirare. Qui c'è qualcosa che non va. Poi sono andato dal mio amico, il medico sportivo, mi ha fatto fare la prova sopra sotto, mi ha mandato subito all'ospedale da dottor Dore, che è un bravissimo cardiologo, mi ha visitato per 3-4 ore, mi ha spulciato dalle unghie fino alla fine. Il suo referto è stato che la mia valvola aortica era ostruita, calcificata, e quindi il sangue aveva difficoltà a passare. Solo che lui non aveva gli strumenti per poter misurare queste cosette qui. Ho detto: ma cosa bisogna fare? Caro Giampi, qui ci vuole un'operazione, aprire, sostituire la valvola. Siccome erano i primi anni che anche in Italia si facevano trapianti di cuore, eccetera, eccetera, sa, un po' di... poi tramite amici, conoscenti, eccetera, eccetera, mi hanno dato questa indicazione di professor Viganò lì all'ospedale San Matteo di Pavia, dove abbiamo telefonato, vi ho letto per telefono più o meno il referto che mi ha fatto il cardiologo e mi ha detto: entro una settimana devi essere qui per farti vedere. Partito, mi ha visitato, eccetera, eccetera, e mi ha detto: tu c'hai più o meno 2 o 3 mesi di vita. E mi è cascato il mondo addosso. Io che ero in Sardegna considerato l'emblema della salute, ti vedi crollare il mondo addosso. E ad ognuno dobbiamo rincuorato. Ha detto, cioè io logicamente sono spaventato. Ho detto: non preoccupate, queste sono operazioni che io faccio a occhi chiusi. No. Io pensavo fosse più grave, no? Ad ogni modo la prima cosa che devi fare, come rientri in Sardegna, devi eliminare le tonsille, perché lì è la fonte dell'inquinamento che c'è stato, che ha provocato questa calcificazione, perché è uno streptococco, eccetera, eccetera. Infatti rientrato in Sardegna, ho fatto l'operazione, a fine agosto mi ha telefonato per poter fare l'intervento, solo che a Pavia non c'era più posto lì, allora mi ha dirottato a Bergamo, dove mi è venuto, mi ha operato, eccetera, eccetera, una settimana a casa, mi sentivo rinato. E ho detto: tu stai buono adesso per 4, 5, 6 mesi, anche dal lavoro, perché anche lo stress, e poi fin quando non si cicatrizza tutto, eccetera, non prendere la macchina. Io dopo 2 o 3 mesi mi sentivo un leone, non lo so, mi è saltata di nuovo la valvola, ritelefono lì perché c'era professore così, ma che è successo? Non lo so, vado lì, di nuovo la seconda operazione, nell'arco di 10 mesi di nuovo rioperato. Però non lo so che ringraziare. Ho la buona stella, però purtroppo non potevo più, a un certo punto non ce la facevo più a lavorare e avevo questa rabbia addosso.
che non sapevo come sfogare. Forse quella rabbia che aveva addosso si è trasformata, diciamo, in questa passione che è saltata fuori, perché non avevo altro modo di sfogare la mia rabbia. Io vorrei trasmettere questa, non dico arte, perché siamo qualche giovane così, ma non vedo, c'è poca gente che ha voglia di. Io li capisco anche perché fare un'attività del genere ci vuole molto tempo disponibile e la gente deve anche mangiare, non è che uno si può mettere la mattina a iniziare. Solo che questo ginepro, io faccio sempre un paragone che può sembrare anche un po' assurdo, rappresenta anche il carattere di noi sardi, no? Che può essere bello ma con torto. Non serve il ginepro verde, cioè non è che non serve, ma è un peccato mortale. Io non è che sia un grande cattolico praticante, perché ognuno ha la sua religione, però il rispetto e l'amore per la natura io penso che sia la prima cosa. Il verde non si tocca, ne abbiamo di legname morto, ma io poi, a parte il ginepro, utilizzo anche molte volte delle radici e dei rami, anche di olivastro selvatico. Adesso da questo pezzo grezzo, che uno magari a una persona normale non dice niente, io qua già ci vedo un bialbero. Qui ecco le nicchie per mettere le bottiglie e i bicchieri. Questo è lo stesso, era una pianta come abbiamo visto prima. Qui c'era la pianta bruciata dall'incendio. Tutta questa roba qua è tutta in mezzo alla roccia, al terriccio. Io praticamente vedevo solo questo mozzicone. Vado a scalzare, esce fuori, poi uno se la gira e se la studia. Questo è un tronco di corbezzolo, che è più o meno su 300 anni questo qui aveva. Però il supporto e i piedi sono di ginepro, l'abilità, tutta qui nello scavarlo, la fatica, perché devi stare attento a nodi contro nodi, perché se sbagli rischi di spaccare tutto e i lavori di giorni va in fumo. Sono dei pezzi bruciati che pulendo tira e molla hanno preso forma da solo, hanno aggiunto la coda e queste corna qui ed è uscito un bisonte perfetto.